Una notizia entusiasmante arriva direttamente dalla Serie B italiana e promette di riempire d'orgoglio i tifosi del Napoli. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento esclusivo sul futuro del nostro amato club e questa volta i riflettori sono puntati su un giovane talento che sta incantando gli osservatori e attirando l'attenzione della dirigenza azzurra. Prima di immergerci in questa storia promettente, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella, perché quello che sta per arrivare potrebbe svelare il futuro del centrocampo del Napoli. Il suo nome è Luis Asa e sta semplicemente brillando con la maglia del Carrarese, dove è stato mandato in prestito dal Napoli per accumulare esperienza e minuti in campo. Il giovane centrocampista, classe 2004, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Juventus, circondato da grandi aspettative. Ma, come molti talenti della sua generazione, ha capito che per crescere davvero serviva giocare con continuità. È qui che entra in scena Giovanni Manna, il direttore sportivo del Napoli, che lo conosceva già dai tempi del Next Gennaio e ha voluto fortemente portarlo nel progetto azzurro. Pur non trovando spazio immediato tra i grandi, il club ha puntato su un piano di crescita chiaro. Mandarlo in prestito alla Carrarese, un ambiente ideale per maturare, assumersi responsabilità e guadagnare fiducia. E il risultato non poteva essere migliore. In sole 4 partite, Asa ha già collezionato 2 assist e un gol, diventando uno dei protagonisti più elogiati dalla stampa locale. La sua visione di gioco, il controllo palla e la maturità tattica hanno impressionato tutti, qualità che iniziano già a proiettarlo come una delle più grandi promesse del calcio italiano. Secondo quanto riportato dal portale TMV, sotto la guida del tecnico calabro, Luis sta mostrando a tutti di che pasta è fatto. Anche avendo disputato solo 2 partite complete, la sua influenza in campo è evidente. L'allenatore ha inoltre dichiarato in un'intervista che Asa è un giocatore dalla testa fredda, dai piedi rapidi e con la mentalità di un veterano. E non è solo il tecnico a essere colpito. Gli osservatori del Napoli stanno monitorando attentamente ogni sua partita, inviando rapporti dettagliati settimanalmente a Manna e ad Antonio Conte. La fiducia nel ragazzo è tale che il Napoli ha già blindato il suo futuro fino al 2029. Il piano del club è chiaro: seguirne la crescita per tutta la stagione in Serie B e, al termine del prestito, decidere se integrarlo subito in prima squadra o mandarlo per un ulteriore anno in prestito a un club di Serie A per perfezionare la sua evoluzione. L'importante è che Luis Asa è ormai sotto il radar ed è considerato una delle scommesse più importanti a lungo termine del progetto azzurro. Il giovane italo-albanese, cresciuto ammirando giocatori come De Bruyne e Barella, è descritto dai suoi ex compagni come un leader silenzioso, uno che preferisce parlare con la palla tra i piedi. La sua versatilità, può giocare sia come mezzala che in posizione più avanzata, lo rende una risorsa preziosa per il calcio dinamico e verticale che Antonio Conte ama proporre. Il fatto che il Napoli stia già pensando al futuro, nonostante la pressione dei risultati immediati, dimostra la visione strategica del club sotto De Laurentiis e Manna: costruire una rosa solida, fondata su giovani talenti promettenti, capace di garantire continuità e successo per le stagioni a venire. E ora tocca a voi, tifosi del Napoli. Credete che Luis Asa meriti una chance in prima squadra al termine del prestito? Pensate che possa diventare il nuovo pilastro del centrocampo azzurro nei prossimi anni? Scrivetelo nei commenti e non dimenticate di lasciare un super thanks per sostenere il nostro lavoro e dimostrare che la tifoseria napoletana crede davvero nel futuro azzurro.